Amici della divisione, buonasera e benvenuti a Pomezia da Lorenzo Savi. Turno infrasettimanale della Serie A, quinto di futsal. Fortitudo per scacciare i fantasmi ed uscire da una zona rossa presidiata anche dal Capurso. 12ª contro 11ª. Fortitudo Pomezia e Global Work Capurso potenzialmente protagoniste del match salvezza della 18ª giornata. Squadre in campo, tutto quasi pronto e poi partiamo. Sfila la squadra di Mister Ceppi, chiamata ad una reazione reduce da 4 sconfitte consecutive, andando più lontano, non vince addirittura da novembre proprio in casa, quando vinse contro il Mantova. (13 punti dei 14 fatti sono stati raccolti in casa. Questo potrebbe essere un fattore nella sfida al Capurso, che invece li ha, diciamo, gestiti un po' meglio. 6 di 16 fatti fuori casa. È una squadra che quindi quando va in giro comunque gioca e dice la sua. All'andata finì 6-0 per gli uomini di Mister Chiaffarato. Vediamo quali saranno le scelte dei due allenatori. Capurso che si schiera con Lisco tra i pali, poi Lamas, Perri, Pires e Diche a completare il quintetto. Dall'altra parte Mister Ceppi si affida a Moliterno tra i pali, Raubo, Lusnig, Michelangelo e Matteus. Il primo pallone del match è gestito dalla Fortitudo, lo muove Matteus, è iniziata Fortitudo Pomezia Capurso. Matteus, 2 tocchi da Michelangelo, in banda ha trovato Lusnig, controllo e poi scarico sul 26, si muove Raubo alle spalle di Ike, richiamato subito da Lisco. Che ora esce dalla porta per dare una mano a Perri, che la butta via, ora la chiama e la fa sua. Cristian Lisco, classe 2003, che ora rilancia verso Ike, prende bene posizione su Matteus, palla in out, può ripartire Moliterno con le mani, vicino da Matteus, poi Michelangelo, 2 tocchi Lusnig, parallela per Michelangelo, arriva Perri senza badare allo stile, più forte che può, la rimessa Fortitudo. Primo richiamo per Lamas del signor Giulio Colombin. Michelangelo forte verso Raubo, che non arriva a toccare con la testa. Pires cerca e vuole lo scambio con Lamas, corre velocissimo fino in fondo, la ruba anche a Matteus senza commettere fallo, poi il palo improvviso di Pires sulla dormita di Matteus e ha qualcosina da ridire Moliterno, che ora gestisce con i piedi. Michelangelo incontro Raubo, la tiene sotto la suola, attaccato da Lamas, torna dal 26, di qua da Lusnig, controllo orientato, entra nel campo e poi in parallela per ricevere da Matteus, che va da Michelangelo, ora da Lusnig, di nuovo da Angelo, destro parato da Lisco, poi sulla respinta di Lusnig
sulla respinta di Lisko. Il destro di Lusnig è impreciso, può ripartire con le mani il numero 1. Prima occasione anche per la Fortitudo dopo il palo colpito da Pires. Ora break di Matteus, impreciso per Lusnig. Lisko con le mani verso Ike, Matteus ancora prima, poi Raubo in qualche modo. Perry voleva un fischio, ottiene soltanto rimessa e poi gioca con l'esterno da Lamas. Cambio lato Pires, sfidato Michelangelo, non riesce a passare. Perry verso Ike, impreciso. Applaude contento Mister Ceppi dalla panchina. Palla Lavinium che ha risposto molto bene all'invito della Fortitudo. Intanto ancora il break di Pires sulla seconda, palla persa da Matteus, la perde anche Raubo, allora Ike la lavora fino in fondo, Ike riesce a metterla anche dentro. Lusnig fa buona guardia. Matteus la muove su Michelangelo. Raubo vorrebbe un pallone in banda, è pronto a riceverlo soltanto ora al centro, ma Matteus gira a largo ancora da Michelangelo. 1 contro 1, prova a calciare Murato. Dentro Grandinetti, fuori Ike nel Capurso. Lusnig la muove, ancora 0 rotazioni in casa Fortitudo. Lusnig, Matteus vicino, Lusnig va, può sfidare ora Lamas, riesce a passare nello stretto, poi Pires, allora 3 contro 2 di là. Pires verso il centro, poi scarico su Lamas, si fa vedere Grandinetti, Lamas con la punta, tiro smorzato dalla deviazione di Matteus. Lusnig vicino Michelangelo, scappa Lusnig, si passa prima per Matteus, esce bene la Fortitudo. Matteus da Lusnig verso il secondo palo, Raubo chiude Pires, uscita benissimo la Fortitudo. Lusnig, Matteus perde un altro pallone, il terzo della sua gara, e siamo soltanto al terzo minuto. Poi vorrebbero anche un fischio proprio su Matteus, che ha commesso, secondo la panchina del Capurso, fallo su Pires. Nulla di fatto. Michelangelo ora da Matteus che va col mancino verso la porta, impreciso anche nella rifinitura. Perry gioca con Lisko, controllo e poi palla lontana con Grandinetti che indica dove che avrebbe voluto il pallone, proprio sui piedi. Tiaghigno, Michelangelo, poi Raubo ancora per il 10, appena entrato. Cambio lato su Michelangelo col tacco da Raubo, suolata geniale su Grandinetti, poi Matteus la lavora su Michelangelo, sta arrivando Tiaghigno, preferito Raubo, gioca sul perimetro la Fortitudo. Michelangelo contro movimento, Matteus l'ha visto ma non l'ha servito, arriva Tiaghigno, doppia suolata, la palla ce l'ha sempre la Fortitudo, poi brecca Perry e Michelangelo deve tornare. Pires sul punto di battuta, c'è l'ok di Carlotta Filippi, secondo arbitro della gara. Perry forte verso la porta, deviazione di Grandinetti, vorrebbero un angolo, l'ultimo tocco è proprio del numero 88. Rimessa per la Fortitudo, dentro anche Dudu al posto di Matteus.
Tiaghigno, Michelangelo, trovato Dudu, ancora dal 14, litiga con il pallone sul primo controllo, poi Tiaghigno, ancora Dudu, Michelangelo, trovato Raubo che arriva prima di Grandinetti, alza la testa, scarico per Tiaghigno, lato lato su Dudu, c'è Michelangelo di prima verso Raubo, prima Grandinetti, poi Pires, angolo Fortitudo, 15:24. Palla fuori, Michelangelo al volo, Lisco in spaccata, giocata codificata della Fortitudo che ha spesso come soluzione appunto il destro al volo di Michelangelo, che ora va da solo in banda, rischia di perderla. Perri col break, 2 contro 2 potenziali di là, allunga per Pires, in estirata porta avanti il Capurzo, assistenza di Perri e 15° gol stagionale per Pires. È avanti il Capurzo 0-1. Tiaghigno, Dudu, ancora con Tiaghigno, con l'esterno verso Raubo, altro break del Capurzo, la palla passa, Pedrigno deve calciare, Moliterno non la tiene, poi Lamas, 1-2 terrificante del Capurzo, 14:54, avanti di 2. Sulla conclusione di Pedrigno non benissimo Moliterno, e Lamas da lì non può far altro che far gol, 17 in stagione per Lamas, con i suoi 2 migliori giocatori e forse anche, o meglio, con i 2 migliori marcatori e forse anche giocatori. Il Capurzo avanti di 2 in meno di 20 secondi effettivi. Adesso c'è una montagna da scalare per la Fortitudo. Gattarelli forte verso la porta, ma Tilara non riesce a deviare verso la porta, soltanto angolo per la Fortitudo. Palla dentro, Tiaghigno, deviazione decisiva di Pedrigno, forse altro angolo per la Fortitudo. La palla passa, Pedrigno chiude più lontano che può, trovando anche Lamas contro Tiaghigno, l'ultimo tocco del 12. Dudu sposta su Tiaghigno, deve giocare vicino il numero 10, messo giù Dudu, fallo di Lamas, il primo della gara, ha già battuto la Fortitudo. Tiaghigno 1 contro 1 con Grandinetti, prova a passare, non ci riesce, 3 contro 2 di là, Grandinetti, Pedrigno finta di calciare, poi va dietro da Giannattasio che calcia fuori col mancino. È ripartita bene anche questa volta la formazione ospite. Matilara, Dudu, Gattarelli, trovato Matilara, potrebbe anche calciare, è così, murato da Pedrigno. Tiaghigno, Gattarelli a 2 tocchi da Dudu, sfidato Pedrigno e saltato, c'è Gattarelli, trovato, deve però indietreggiare il numero 16. Dudu sull'aiuto di Gattarelli, passa, Matilara controlla col mancino, prova ad andare, Grandinetti si allunga e chiude. Dudu deve tornare da Moliterno. Che va ancora dal 30, 1 contro 1 con Grandinetti
ancora attento sulle gambe il numero 88. Trovato Gattarelli, prova a aumentare i giri la Fortitudo. Mati Lara, Tiaghigno contro Pedrigno, sposta sul mancino, la tiene un attimo ferma, poi col tacco da Mati Lara che prova ad ottenere il massimo. Perde contatto col pallone, soltanto rimessa dal fondo, se non ho visto male, forse addirittura rimessa, perché c'è Pedrigno pronto a battere. Lisca uscito dalla porta, controlla ora e poi gioca sull'Amas. Break di Gattarelli, ultimo tocco del 12 in maglia bianca. Rimessa Fortitudo, 12:52. Moliterno che prova a prendere un po' di campo, superata la metà campo, rischia di far passare i 4 secondi. Torna anche Ike sul parquet. Lamas, trovato Ike, protezione su Gattarelli, scarico da Perri di prima, ma c'è Tiaghigno e allora 3 contro 2. Tiaghigno, Perri chiude senza fallo, Ike litiga un po' col pallone, poi ottiene il massimo. Fallo di Gattarelli. Primo fallo della gara anche per la Fortitudo. Perri, palla alta per Ike che si coordina, non colpisce bene. Allora Moliterno ha già messo in moto Dudu. Michelangelo con l'esterno, Dudu arriva vicino Matteus, c'è di là Mati Lara, preferisce tornare dal 30. Lamas chiude anche questa linea di passaggio e Dudu riparte da laterale. Michelangelo ancora con Dudu, poi Matteus, c'è Mati Lara isolato, scelto il 14. Ora da Mati Lara si torna da Michelangelo, 1 contro 1 con Lamas, gioca con Matteus, vicino Mati Lara, controllo così e così, ma riesce comunque ad andare da Dudu. Prova a prendere metri la squadra di Ceppi. Matteus sposta e poi di là da Mati Lara, sfidato Perri, si chiude bene il Capurso. Michelangelo allora prova col destro da fuori, tutt'altro che preciso. Torna Raubo, Pires, Perri verso Ike che fa la lotta con Matteus, alla meglio il 26 ora. Michelangelo prova a calciare, Perri con Lisco che la chiama e la fa sua, poi cerca anche Pires diretto con la testa. Matteus, Raubo la tiene sotto la suola, fa arrivare Dudu, ondeggia contro Pires, passa Dudu, palla dietro, Lamas chiude e poi tocco impreciso per Pires. Dudu, Raubo con la doppia suolata, Pires la prende, l'ultimo tocco è anche il suo. Dudu, palla alta, Ike la allunga, dentro di nuovo Lusnig, ristabilito il quintetto di partenza. Michelangelo verso Raubo, per in anticipo. Gli interpreti sono gli stessi che hanno dato il via
all'incontro sia da una parte che dall'altra. Lusnig chiede 1-2 a Raubo, accontentato Lusnig fino in fondo, non riesce poi a calciare verso la porta. Lisco vicino da Pedrigno, Perry, pallone alzato verso Pires, ma la prende Moliterno. Poi ancora Perry prontissimo. Stanno mancando questi duelli. Lusnig, Michelangelo 1 contro 1 con Pires. Sposta Mateus verso Raubo. Chiuso ogni varco dal Capurzo fin qui, che ha subito una sola conclusione pulita all'inizio sul risultato di 0-0. Ora Pires prova a ripartire su Raubo, messo giù, meritevole forse anche di cartellino, che non arriva. Perry è pronto a battere, fischio arriva ora. Perry direttamente verso la porta, colpito in pieno Lusnig. Pedrigno gioca con Lisco, Lusnig forte, Lisco lontano, troppo per Lamas. Può ripartire Moliterno con le mani, vicino da Mateus, che invita Lusnig a salire. Poi la giocata codificata verso Mateus, che riesce anche a calciare. Lamas con la corsa all'indietro, concede angolo alla Fortitudo. Mateus, c'è Michelangelo che può calciare 2 volte la difesa, prima Pedrigno poi Perry, concedono un altro tiro a Michelangelo, che si dispera perché ha eseguito lontano da quelle che sono le sue possibilità. Lisco pronto a rimettere con le mani, (9:21), superata la prima metà della prima frazione. Trovato Pedrigno ora con la gran palla di Perry alle spalle, Pedrigno calcia e Moliterno tiene a galla la Fortitudo. Perry forte, Mateus prima di Pires, rivediamo la sterzata di Pedrigno su Raubo, poi la parata di Moliterno. Intanto Perry con la punta, sempre Moliterno. Michelangelo, Mateus e poi Lusnig. Sarebbe anche la palla possibile per Raubo, che ora si nasconde un po' dietro Perry, lascia in isolamento Michelangelo. Mateus con un look da Lusnig, sta arrivando Michelangelo, suola, calcia, doppia deviazione, la rimessa è sempre per la Fortitudo. Lusnig lascia a Michelangelo, la palla passa con deviazione. Altro possesso per i padroni di casa.
Raubo col velo su Michelangelo, ma ha letto tutto prima Perry. Lamas, Pedrigno, ancora Lamas, gioco con Grandinetti, poi Pires può sfidare Raubo, il campo è finito ma ha toccato il numero 7 della Fortitudo e allora rimessa già battuta e già sprecata dal Capurzo. Matteus allarga le braccia, Michelangelo trova Raubo, Lusnig in sovrapposizione, Michelangelo sposta, calcia e Lusnig non arriva a chiudere il secondo palo. Sul destro forte di Michelangelo, per poco non arriva Lusnig, ha corso un grosso rischio qui il Capurzo. Lisco deve ripetere. Lamas rischia di perderla, Raubo tocca per Lusnig, 1 contro 1 con Pedrigno, prova a passare Lusnig, c'è Lamas in chiusura. Lusnig, Matteus e poi Michelangelo, sempre isolato in 1 contro 1, Michelangelo in porta, tanto potente ma tanto distante dalla porta di Lisco, che poi va di nuovo con le mani veloce. Ike sulla seconda palla non arriva, arriva Raubo che lavora su Matteus, Michelangelo ora per Matteus che guarda la porta e calcia, colpito Pedrigno e poi Pires al volo colpendo la parte alta del palazzetto. Ha sistemato i calzettoni Matteus, Lusnig ha battuto ma deve ripetere l'esecuzione. Che è la stessa della precedente. Trovato Michelangelo, Matteus in banda Lusnig, incontro Raubo e anche Michelangelo, doppia suolata, trovato Raubo, la tiene Raubo, scarico sul 14, sterza ancora da Raubo, sinistro, chiuso da Pedrigno, tutta raccolta dietro la squadra pugliese. Michelangelo prova da lontano, ancora Pires colpito in figura, serve un episodio alla Fortitudo anche per risvegliare un po' un palazzetto che ha subito il doppio colpo. Raubo passa sull'Isco, doppia suolata, Grandinetti. Lusnig fuori da Matteus, vicino Michelangelo, ancora a destro Murato. Matteus ancora da Michelangelo, Lusnig 1 contro 1 con Pedrigno, sta arrivando Michelangelo, palla lasciata lì, ultimo tocco è di Pedrigno, Lusnig veloce, Matteus rischia sulla pressione di Ike, prova ad andare da solo, Matteus passa, torna Pires che mette direttamente in angolo. 6:30. Dudu chiama la giocata, dentro Tiaghigno e Matilara con lui, è rimasto soltanto Michelangelo. Dudu fuori proprio per Michelangelo, destro ancora potente ma ancora strozzato.
Lisco verso Ike, mette il corpo, poi scarica con calma da Pires. Lisco lungo proprio per Ike. Tiaghigno perde il contrasto con Pedrigno. Grandinetti, secondo un palo c'è Pedrigno. Grandinetti dopo il rimpallo, poi Matilara con la punta in out. Sembra mancare serenità alla squadra di Ceppi. Grandinetti, controlla e calcia, doppia deviazione. Rimessa Capurzo. Grandinetti, gioco con Lisco. Palla lunga, mette giù Dudu, poi prova a ripartire Matilara. Gioco con Tiaghigno. Cambiolato Dudu, aiuto di Michelangelo. Dudu vuole andare da solo ora dal 14. Isolato Tiaghigno. Michelangelo va da solo fino in fondo col mancino. Ancora Grandinetti sulle sue a murarlo. Si torna da Molitierno che deve scollinare la metà campo, deve sbrigarsi. Poi gioco su Dudu, 1 contro 1 con Pedrigno. Duello tra numeri 30. Dudu va fino in fondo. Deviato il destro con l'ultimo tocco di Lisco. Rimessa già battuta e Michelangelo riesce anche a calciare. Debole il tentativo stavolta col mancino. Lisco para e poi rinvia, la chiama Molitierno, ma Tiaghigno deve mettere il corpo. Rimessa Capurzo, rivediamo l'assolo di Dudu che riesce anche a calciare. Destro contenuto e poi parato. Ora Grandinetti lascia Pires. Murato anche Pires. Lamas forte verso il secondo palo. C'è il fallo di Grandinetti su Tiaghigno. 4,50 da qui alla prima pausa. Gattarelli ha mosso per Tiaghigno, cambiolato Dudu, si muove Matilara, seguito come un'ombra da Grandinetti. Ora Dudu, avvicino Gattarelli, Dudu sterza, pensa anche alla conclusione, poi gioca con Tiaghigno, controllo così e così. Grandinetti mette il piede e poi lascia il campo a Perri. Dudu, Tiaghigno, arriva Gattarelli, Tiaghigno cambia lato, Matilara, manca un'idea alla Fortitudo. Dentro anche Giannattasio, si va a prendere Dudu, fronteggiato ora il 30, Tiaghigno vicino, gioca a muro con Dudu, Matilara esce bene, Matilara contro Lisco, suolata, poi Tiaghigno! Sulla ribattuta arriva il mancino di Tiaghigno e l'episodio che forse serviva alla Fortitudo. 4 minuti 8 secondi sull'unico errore difensivo del Capurzo. Riesce a giocare, ad andare 1 contro 1 Matilara e poi Tiaghigno a porta vuota fa 1-2. Perri, pallone lungo verso Primavera, anticipato, sta già giocando Dudu, Gattarelli, Dudu, Matilara a 2 tocchi a campo per andare Dudu, trovato Tiaghigno, Gattarelli secondo palo, Tiaghigno prova ad andare da lui, deviazione di Primavera, angolo per la Fortitudo. Dudu, palla alta per Matilara, impreciso, deve arretrare il numero 27 per tornare poi da Dudu. Tiaghigno si fa vedere ma finisce per ostacolare la corsa di Dudu.
Lamas nella terra di nessuno, arriva Matilara, prova a giocare in banda, Matilara lotta con Lamas, riesce a passare il numero 27, ancora Matilara con la punta, tentativo scarico, facile presa per Lisco che poi deve liberarsi del pallone. Rimessa Fortitudo, torna Ike, Tiaghigno, Dudu con lo sguardo da Raubo col pallone da Tiaghigno che la perde, Lamas 1 contro 1 con Dudu, la tiene Lamas, usa le braccia Dudu, troppo secondo Giulio Colombin che era molto ben appostato proprio davanti a lui, per poco Lamas non lo colpisce. Dentro anche Garofalo, Perri direttamente verso la porta con la punta, tutt'altro che pericoloso il tentativo del numero 11. Tiaghigno, Dudu a 2 tocchi, Raubo, ancora Dudu, vicino da Raubo, poi Gattarelli alza la testa e cambia lato, Dudu, si muove Gattarelli, giocata su Raubo, trovato Tiaghigno che può sfidare Lamas, Tiaghigno sposta e va col destro in porta, Lisco in qualche modo angolo Fortitudo, è tornato Michelangelo, è tornato anche Matteus, Dudu cerca il primo che sposta e calcia, Lisco come può per evitare il 2-2, poi Garofalo prova ad andare, l'ultimo tocco è di Michelangelo. Lamas, scarico su Perri che è andato dalla parte opposta, il pallone l'ha raccolto Moliterno, Mateus spezza il raddoppio, trovato Dudu, deve sterzare e tornare da Mateus, poi Michelangelo 1 contro 1 con Ike, tiene ferma, poi decide di spostare e calciare, deviazione che favorisce la presa di Lisco, subito veloce con le mani Mateus prima di Lamas. 1,52 al termine dei primi 20, ancora avanti di 1 il Capurzo grazie all'1-2 di Pires e Lamas. Perri lascia a Pires, scavetta per Perri, lo segue Raubo, la palla è uscita e allora Miguel mette in moto Mateus, scarico su Dudu, Mateus parallela per Michelangelo, cosa ha preso Lisco, paratona del numero 1, mamma mia che riflesso di Lisco. Pires prova a ripartire, cambiolato impreciso su Lamas, meno di 90 secondi alla pausa. Dudu, rimpallo su Garofalo, riesce a giocare con Moliterno, ci pensa troppo e deve giocare su Dudu. Michelangelo, doppio scambio con Dudu, Michelangelo pensa, ci ripensa e poi calcia, destro improvviso di Michelangelo, pallone sotto la traversa, ha pareggiato la Fortitudo.
Ci ha provato e riprovato in tutto il primo tempo, più di una volta è stato murato, ma quando il destro riesce a passare è sempre un potenziale pericolo. 55 secondi alla fine della prima frazione, la rimessa in piedi la Fortitudo. Lamas, arriva ora Matteus a mordere sulle caviglie del 12 senza commettere fallo. Matteus da Lusnig, esce dai blocchi Raubo che sgomita un po'. Perry vorrebbe un fischio che non arriva. Mati Lara, Matteus ora da Raubo, la tiene il numero 7, trovato Lusnig, controllo così e così, deve girarsi su Garofalo, doppia sterzata, la palla non è uscita, poi Lamas nel traffico, scodella per Garofalo, l'ha toccata Lusnig. 20 secondi. Perry, gioco con Lisco, cercato Garofalo, non trovato, protegge l'uscita Lusnig. Allora, ultimo possesso della prima frazione è per la Fortitudo. Matteus, Mati Lara, si complica un po' la vita, scarico su Lusnig, sopra urla Raubo che riesce anche a controllare, però facendo fallo perché ha toccato con la mano. Perry la muove su Pires. Scaduti i primi 20 al termine del primo tempo, il risultato è 2-2, avanti di 2 il Capurzo, poi ripreso dalla Fortitudo, è parità all'intervallo.
Torniamo live dal Pala Lavinium di Pomezia, dove sta per iniziare il secondo tempo della sfida tra Fortitudo Pomezia e Global Work Capurso. Match valevole per la 18ª giornata del campionato di Serie A quinto. I primi 20 hanno scelto per ora la parità. 2-2 il risultato maturato sul parquet. Ai 2 gol e al doppio vantaggio del Capurso ha risposto la Fortitudo con le reti di Diaghigno e Michelangelo per il Capurso. In gol Pires e Lamas. Il primo possesso della ripresa sarà gestito proprio da Lamas, pronto a toccare per Grandinetti. Ripresa la sfida tra Fortitudo Pomezia e Capurso. Ha già breccato la Fortitudo. Matteus lungo verso Lusnig, impreciso col destro. Male il Capurso prima, peggio la Fortitudo poi. 11 secondi di confusione a questo inizio di ripresa. Lisco lontano, Matteus prima di Moliterno. Rimessa Capurso, Pires vicino Grandinetti, più lontano Pedrigno, Grandinetti verso Lamas che riesce in qualche modo anche a stoppare. Lusnig poi vorrebbe un tocco che non c'è, allora Pedrigno può rimettere in gioco. Grandinetti vicino da Pedrigno, pressione di Lusnig. Grandinetti non vuole giocare con Lisco. Lusnig da Michelangelo, chiama le rotazioni mister Ceppi. Matteus torna indietro, poi con l'esterno da Raubo, incontro Grandinetti prima, Michelangelo poi, palla verso il secondo palo, Matteus sull'assistenza di Michelangelo che se la ride e mima la traiettoria che ha dato al pallone. Arriva Matteus che col destro ribalta il Capurso. 3-2 per la Fortitudo. Grandinetti vicino da Pedrigno, va sul lungo Lamas, 1-2 con Pires, pallone di ritorno così e così per il 30. Matteus, Dudu, poi Lusnig, scavetta sull'Amas, il pallone poi è lungo per il 12, esce Moliterno e blocca, Dudu muove, Raubo pressato da Pedrigno, scarica su Dudu, vicino Lusnig, Raubo col tacco, Lusnig prova a passare su Grandinetti, alla meglio Pires sul rimpallo, prova a calciare, arriva Grandinetti col destro, forte ma distante dalla porta difesa da Moliterno. Moliterno lungo verso Raubo, Lisco arriva con i pugni senza commettere fallo, allora Pires, Lamas con l'ultimo tocco raccoglie Matteus che poi lascia Lusnig. Matteus con la palla scavata sotto, Lamas poi Dudu con un errore, Matteus col dribbling anche rischiando qualcosina, poi più lontano che può blocca Lisco che mette giù per giocare, incontro a Grandinetti, gioca più vicino da Pires, chiesto 1-2, Pedrigno ancora per il 7 che non controlla. Dudu, Lusnig vicino, regala a Pedrigno, palla lasciata lì, Lamas con deviazione, angolo per il Capurso.
sul regalo di Lusnig. Per poco non fa gol il Capurzo. Allora Dudu guida la transizione, poi con l'esterno senza guardare da Raubo, che allarga le braccia come a dire: come faccio ad arrivarci. Raccoglie il pallone Grandinetti. Lisco più lontano su Pedrigno che non riesce a controllare. Allora Dudu vicino Raubo, cambio lato verso Gattarelli, soltanto pensato, seguito solo dopo. Lusnig, Raubo la tiene, il pallone è uscito e non c'è nemmeno il fallo. Perry cerca Lamas, passa il pallone, Diaghigno prima che quest'ultimo esca per poi mandarlo lontano col destro. 17-10, ha segnato subito la Fortitudo, ribaltando completamente la gara da 0-2 a 3-2. Lisco lontano, Gattarelli riceve i complimenti di Moliterno. Poi Dudu col controllo fa fuori Perry e poi commette fallo proprio sul numero 11, il primo della ripresa. Perry, Pedrigno vicino, anticipavo di Dudu e poi Raubo a colpo sicuro arriva Perry a murare Dudu, palla fuori per Raubo, stop e destro, pallone che rimane a metà. Gattarelli forte, guadagna anche angolo, ancora applausi dalla porta nei confronti del numero 16. Poi cercato Raubo che con la testa non riesce a deviare verso la porta. Perry, Pedrigno vicino Pires, Pedrigno gioca con Ike, controllo così e così, Gattarelli lo pressa, arriva Raubo, destro violento. Lisco verso Ike, controllo orientato, riesce a servire in qualche modo Pedrigno, sta arrivando Pires, Pedrigno supera Gattarelli, poi va forte verso il secondo palo, trovato Dudu, strattonato anche Dudu. Tiaghigno verso Raubo, cercato e trovato, Raubo accomoda per Dudu, di nuovo da Raubo, lucidissimo Dudu, e per Raubo è facilissimo depositare in rete, gol del +2 per la Fortitudo. Pires, vediamo come reagirà la squadra pugliese, adesso l'1-2 l'ha subito Lara prima di Perry con un fallo però. (15:49) Pires sul punto di battuta, cambia lato giocando su Pedrigno.
Ike prova a prendere posizione su Gattarelli, Perry lo cerca e lo trova ora, protezione di Ike, scarico su Pedrigno, prova la giocata su Tiaghigno, esce Moliterno che ha anche qualcosa da ridire a Pedrigno, che ha chiesto prontamente scusa. Dudu, Tiaghigno incontro, il pallone del 30 è impreciso. Perry, Ike spintonato da Gattarelli, incredulo Gattarelli, che dopo aver urlato 2 o 3 volte, ma veramente, in merito al fischio di Carlotta Filippi, che ora deve richiamare anche Matilara. Sistema la barriera Moliterno. Perry molto probabilmente andrà diretto verso la porta. Va Perry dopo il fischio, molto potente il destro del numero 11, non tanto lontano dai pali. A Moliterno comunque battuto. Tiaghigno, Mateus, Michelangelo regala a Perry, 4 contro 3, Perry verso la porta. Moliterno vicino, Michelangelo, Tiaghigno, Mateus, Michelangelo verso Matilara, il campo è finito. La rimessa è per il Capurzo che ha già battuto, è tornato anche Lamas. Perry da Ike, la tiene Ike, poi la sposta troppo. Mateus a 2 tocchi da Moliterno, pallone scomodissimo da giocare per il 22, che regala la rimessa al Capurzo. Perry, Pires verso Ike, anticipo di Mateus, Lisco lontano, pallone che scavalca Ike, allora può ripartire la Fortitudo. Tiaghigno si complica un po' la vita, poi trova Matilara di prima da Michelangelo verso il secondo palo, chiude Perry in scivolata, gran chiusura di Perry che evita guai peggiori. Chiede più attenzione mister Ceppi. Tiaghigno fuori, Michelangelo anche col mancino, vorrebbe un tocco non ravvisato dal direttore di gara e poi ottiene anche un cartellino per aver usato termini non proprio carini verso Giulio Colombin. Lamas vicino con Lisco, Grandinetti prende posizione e proprio come la prima frazione mima i piedi, che è lì che vorrebbe giocare il pallone. Moliterno vicino, Michelangelo, giro a 3 della Fortitudo, Michelangelo prende il centro, gioca con Matilara, Tiaghigno, Mateus e ancora Matilara, non può giocare con Moliterno la Fortitudo, allora Michelangelo lontano, stava arrivando Matilara, ha preferito allontanare il numero 14, dentro di nuovo Raubo, fuori Tiaghigno,
ma manca il pallone. Lamas, Pires di prima, Grandinetti prima di Matteus, poi Mati Lara pronto a girarsi. (13:31) dentro anche Garofalo, angolo Capurzo. Lamas fuori, Pires deciso col mancino, meglio nel primo tempo sicuramente. Lamas ora prima di Raubo, rimessa Fortitudo. Mati Lara accomoda per Matteus, destro Murato, ancora rimessa. Deve ripetere l'esecuzione Mati Lara, 2 palloni in campo, pallone scodellato, giocato ora su Michelangelo, cambio lato su Matteus, vicino a Michelangelo, trovato Raubo di prima, poi Lamas, ma sempre Michelangelo, e poi anche il tempo di esultare. Garofalo, vicino Lamas, cercato Grandinetti, gran controllo su Matteus, Grandinetti calcia, poi sulla respinta Garofalo, a porta vuota, calcia fuori. Che occasione sul mancino di Garofalo. Dudu, Mati Lara, pallone per Raubo che gli dice è giusta, nonostante poi il movimento fatto dal 7 sia effettivamente stato un altro. Pedrigno con Lamas, Garofalo di prima, Grandinetti salta, Raubo accomoda su Molitierno che si complica un po' la vita, controlla per poi calciare più lontano che può. 12:37, secondo tempo un po' più spezzettato rispetto al primo. Grandinetti perde contatto col pallone, poi Dudu con l'esterno Raubo, con l'esterno Matteus, Gelvé con la punta ma impreciso, allora Pedrigno, trovato Grandinetti, primo controllo giusto, il secondo non c'è e quindi rimessa per la Fortitudo. Matteus Dudu sposta e gioca su Gelvé, Dudu sull'aiuto di Matteus riesce a passare cercando poi Raubo, anticipo di Lamas, 2 contro 3, Lamas verso la porta, impreciso con la punta. Dudu, Matteus rischia sull'arrivo di Grandinetti. Garofalo sul punto di battuta, 11:51, palla per Pedrigno, doppia suolata, trovato poi Grandinetti che riesce a calciare, Molitierno blocca sul prima vera conclusione verso Molitierno della ripresa, poi Gelvé è l'ultimo a toccare, Lisco ha già battuto. Pedrigno verso Grandinetti, Matteus arriva prima, Dudu gioca con Gelvé, a 2 tocchi, Raubo nel traffico su Dudu
e poi Matteus prova a passare in mezzo a due, Grandinetti si chiude. Moliterno vicino su Dudu, chiede un movimento incontro a Gattarelli, Gelvé lo vede e lo serve ora, usa con mestiere il fisico Pedrigno. Grandinetti, Gattarelli arriva prima, poi Garofalo, Dudu, può andare di là la Fortitudo, Dudu messo a terra da Garofalo, Raubo poi steso da Garofalo. Due falli nella stessa azione per Garofalo, meritevole di cartellino giallo anche per Garofalo. Dudu chiama la salita Moliterno, che poi scodella verso Gattarelli, incomprensione tra i due. Lisco con le mani verso Grandinetti, Gattarelli prova a passare Grandinetti alla meglio, Grandinetti batte Moliterno, torna a contatto il Capurzo col gol di Grandinetti, letale col destro. Dopo che sulla chiusura di Gattarelli il pallone è rimasto nelle disponibilità dell'88. 10:37, ancora lunghissima, ma siamo 4-3. Gelvé, Gattarelli di prima, alza dove c'è Perri, Grandinetti la vorrebbe, prova a controllarla, vorrebbe anche una spinta l'autore del gol del 4-3. Moliterno, pallone così e così per Gelvé che deve metterla fuori. Pedrigno muove su Perri, incontro Lamas, Grandinetti prende posizione, cercato e trovato ora, Grandinetti riesce a giocare, c'è solo sul secondo palo Pedrigno, non passa il pallone giocato da Grandinetti per fortuna della Fortitudo. Michelangelo, Dudu, cambio lato Michelangelo verso Raubo impreciso, fuori Pedrigno, dentro Pires, sta aumentando i giri del motore il Capurzo. Lusnig con mestiere su Pires, poi Dudu fa una frittata, stende Pires, giallo per Dudu che ha rischiato tantissimo, vorrebbero il rosso dalla panchina, leziosismo di Dudu che poi stende Pires. Pires da uno sguardo alla barriera, si allontana inizialmente Perri, arriva il fischio, Pires verso la porta, colpito Moliterno, poi Pires prova
a lavorarla, Michelangelo passa, anzi no, Perry sterza, la gioca con calma, Grandinetti, allora Lamas, trovato ancora Grandinetti che prova a girarsi, arriva Mateus, mette il piede, palla in out, un po' in apnea la squadra di Ceppi. Perry, dopo il tocco di Pires, gioca con Lamas, Pires corre, ma regala a Dudu, poi Mateus, 3 contro 3 di là, Raubo, sterza e cambia lato. Ancora da Dudu, si lancia Mateus, Michelangelo rischia di perderla, poi la tiene, riesce anche a lavorarla, Mateus vuole andare sul destro, deve tornare da Michelangelo, 2 tocchi di là, Dudu, è nascosto Raubo, Michelangelo viene incontro e trova un gran pertugio per andare da Dudu, destro largo, Lisco, lungo verso Grandinetti, Lamas lungo, Moliterno riesce ad arrivare prima, Lisco, Mateus, Raubo, controllo e gioco, Michelangelo, chiesto 1-2 a Dudu, Michelangelo verso il secondo palo, Raubo si divora il gol del 5-3. È rimasto a terra Michelangelo. Rivediamo, giocata di Michelangelo, pallone che probabilmente passa addirittura tra le gambe di Raubo. E poi sulla caduta è ancora a terra Michelangelo. Aiutato ora da Dudu e Raubo. Sembra non farcela Michelangelo, ancora assistito dallo staff medico. Al suo posto Lusnig che riesce a toccarla con la punta per Raubo, poi Mateus con calma su Moliterno, pallone un po' più lungo, Dudu va a staccare con Lisco, bravo in 2 occasioni. La rimessa è per la Fortitudo, ferma il tempo mister Ceppi, time out per i padroni di casa, 8-11 alla fine, 4-3.
Raubo trovato da Dudu subito dopo il time out. Perry lungo verso Ike, sta tornando verso la panchina Michelangelo. Dudu, Lusnig, poi Matteus, ancora Dudu, Matteus, Raubo, Dudu la sposta sull'arrivo di che ha commesso fallo il numero 9 del Capurzo, il secondo. Dudu verso Matteus, Tiaghigno, Matteus per Dudu, in mezzo Tiaghigno, servito, controllo e messo a gioco con un fallo. Terzo fallo del Capurzo. Matteus vicino verso Tiaghigno, Dudu ancora verso il 26, c'è Lusnig in parallela trovato, poi rischia di commettere fallo Matteus prima di Pires. Dudu con l'esterno da Tiaghigno che prova a passare, spinto con mestiere da Pedrigno, ottiene rimessa. 7-12 in un secondo tempo che è sceso un po' di giri, molto spezzettato. Matteus, Dudu isolato contro Pires, sposta Dudu, sterza, perde grip col parquet, brecca Pedrigno che va sul mancino, Pedrigno incrocia e colpisce il palo. Che rischio per la Fortitudo, aveva incrociato benissimo, trovando l'unica traiettoria possibile per andare verso la porta. Pallone che passa tra le gambe di Lusnig, a Moliterno battuto. Ora Ike, suolata, Lusnig arriva a dare una mano. Pedrigno e la tira addosso Dudu. Tiaghigno, Matteus, palla lunga, manca ora un riferimento perché Raubo non c'è nemmeno Matilara, c'è Lusnig a fare da pivot. Perry, Lisco, Lusnig lo insegue, Tiaghigno dopo la sporcatura di Dudu, ancora riceve e può puntare. Dudu pensa anche alla conclusione, trova una traccia per Matteus, controllo è destro, non ha calciato ma ha cercato un'assistenza, ha chiuso bene il Capurzo, sempre raccolto dietro. Michelangelo, Matteus, Tiaghigno, ancora su Michelangelo, cambio lato impreciso per Lusnig, tornato a giocare Michelangelo con una fasciatura vistosa sul gomito sinistro e continua tra l'altro a toccarsi, quindi il dolore c'è ma deve stringere i denti. Break di Matteus, 4 contro 2, Matteus, Tiaghigno che calcia verso la porta,
altro errore che può rivelarsi fatale per la Fortitudo. 3 contro 2, ha deciso di calciare Tiaghigno, non ha inquadrato lo specchio però. Lisco con le mani, movimento di Grandinetti, servito bene stavolta sui piedi, Matteus gliela sporca. Rimessa Capurzo. Perry, 2 tocchi, Lamas 1 contro 1 con Tiaghigno, costretto a tornare indietro, trova poi la traccia per Pires, chiuso da Michelangelo. Lamas lascia sul posto Tiaghigno, Grandinetti riesce a toccare, Perry orienta, trova Lamas, arriva al secondo palo Pires, ma Moliterno chiude. Allora è 2 contro 2 di là, sta arrivando Matilara come un treno, 3 contro 2, Tiaghigno verso Matilara, pallone tutt'altro che preciso, allora può trasformare l'azione il Capurzo, deve rincorrere Matilara, Grandinetti sposta, calcia, Moliterno non la tiene. Rimessa Capurzo. Quando siamo entrati negli ultimi 5. Lamas, Michelangelo prima, Matilara prova a passare su Peri, ci riesce, Matilara di là, Gattarelli, Lisco para. Adesso Lamas, siamo già di là, doppia sterzata, Lamas, Moliterno, che bel momento, Matilara, confusione, poi Tiaghigno chiede calma, Moliterno e mette ordine Michelangelo. Tiaghigno, Gattarelli, entra dentro al campo e scarica su Michelangelo, poi Tiaghigno, Matilara, Michelangelo di là, chiede cambio perché non ce la fa, Matilara esce ora Michelangelo, torna Raubo, sfinito Michelangelo, Tiaghigno, pallone sanguinoso, Perry contro Moliterno, para 2 volte Moliterno che sta salendo in cattedra per tenere la Fortitudo sul +1. Rivediamo la chiusura di Lisco su Gattarelli e poi nell'altra metà campo il riflesso di Moliterno 2 volte, prima su Lamas e poi quest'ultima su Perry. Ancora non c'è portiere di movimento nel Capurzo, Lamas forte verso il secondo palo, ancora Moliterno attento, 3:53. Ora power play con Pires, Lamas, Perry, chiedono pazienza dalla panchina, Perry pensa subito alla conclusione, Moliterno riesce a parare, poi Dudu, la porta è vuota, tentativo che finisce tra i piedi di Lamas, 3:30, Perry, a 2 tocchi con Pires,
Lamas, controllo così e così, Michelangelo ruba ma calcia male verso la porta. Vorrebbe andare in pressione Raubo. Matteus decide per tutti, Orlando no. Allora di nuovo nei 10 metri la Fortitudo. Pires, Perry e via con il giro. Lamas, Grandinetti svuota il centro. Lamas a 2 tocchi, Perry impreciso verso Pires. Dudu, Moliterno, lunghissimo per Tiaghigno, allora può rimettere portiere il Capurzo, decide di complicargli un po' la vita la squadra di Ceppi, andando in pressione. Grandinetti, ha ragione la pressione della Fortitudo che ha già recuperato con Dudu, gioco con Matteus, poi ci ripensa e con l'esterno va proprio dal 30, contromovimento di Tiaghigno perso dai radar difensivi. Matteus litiga un po' col pallone e anche col parquet, riesce comunque ad accomodare per Raubo. Di nuovo in piedi Matteus che poi sbaglia il tocco verso Dudu. 2-18 e c'è da difendere il power play. Pedrigno chiama la giocata Lamas. Pedrigno, Perry, Lamas, trovato Pedrigno, controllo sbagliato, allora Raubo prova a lanciare Michelangelo, riesce a chiudere Pedrigno, rimessa Fortitudo. 1,53 con tutta la calma del mondo. Tiaghigno via Gattarelli, gioco con Moliterno, la chiama Raubo, Moliterno lo cerca ma non riesce a mettere giù il numero 7 che poi vuole la pressione. Lisco lontano, Dudu lotta con Grandinetti, prova a passare, torna Raubo, l'ultimo tocco è bianco. 1,40. Dudu, Tiaghigno ancora verso Dudu che riesce a stoppare e servire Moliterno, sbaglia totalmente la misura Moliterno e torna Pires. (90 secondi). Lamas, Pires scambiano il 7 e il 12. Ora va a giocare vicino, rotazioni Capurzo, Perry sterza, va di là, Pedrigno torna dal numero 11, vorrebbero una palla su Grandinetti, accontentati. Ora Lamas verso il secondo palo, Dudu prova a girare verso la porta, Pedrigno guarda il pallone finire in out, torna Lisco. 60 secondi da ora, ultimo giro di lancette al pala Lavenium, un paio 3 punti pesantissimi in ottica salvezza. Lamas, Pires per Perry, ancora Pires, Perry pensa anche alla conclusione, forte ma lontana dallo specchio difeso da Moliterno che poi va a lungo verso Raubo. Perry prima di Raubo, precisissimo con le mani Moliterno, un angolo che è oro per la Fortitudo. 35 secondi. Dudu fuori su Matteus, dietro per Moliterno, raddoppiato, regala Grandinetti,
4 contro 2, Grandinetti di là, Pedrigno controlla e con la punta va in porta, Moliterno salva il risultato, poi Diaghigno, la palla ancora lì, 20 secondi, Raubo riesce a toccare e sporcare addosso a Grandinetti, la rimessa è per la Fortitudo che ha rischiato tantissimo. (16 secondi). Dudu, Moliterno alza verso Raubo, Lisco blocca, 10 secondi, Lisco verso Grandinetti, si infila Pedrigno che riesce a passare, Diaghigno lascia scorrere, il possesso è della Fortitudo, 6 secondi. Indica la strada Raubo, Moliterno la alza, la chiama Lisco, Raubo lotta con Lama, Sperri lontano, Mateus arriva prima di Grandinetti, titoli di coda, torna a vincere la Fortitudo che ribalta il Capurso e si impone per 4-3, guadagnando 3 punti importantissimi nella lotta al play-out.